energia nuova che ha attraversato la Calabria, protagonista ancora una volta nel cuore di Verona della serata conclusiva del Vinitaly and the City, il fuorisalone del Vinitaly che dal 10 al 12 aprile ha animato le piazze e i luoghi simbolo del centro storico di Verona con degustazioni, incontri ed eventi diffusi dedicati al settore vitivinicolo. Eravamo riusciti l'anno scorso a realizzare questo sogno, essere protagonisti al centro di Verona, in Piazza dei Signori, al centro dell'Agorà del Vinitaly. L'anno scorso era stato un grande successo, quest'anno abbiamo riproposto la stessa formula, anche perché dobbiamo lanciare, lo avete visto benissimo per le strade di Verona, il Vinitaly a Sibari, il Vinitaly a Reggio, perché vogliamo fortemente questa promozione qui a Verona, ma anche una promozione sul territorio calabrese attraverso il brand Vinitaly. Abbiamo fatto davvero una partnership che ci sta dando tantissime soddisfazioni, sicuramente a noi come Vinitaly e come Verona Fiere, ma credo anche alla Regione Calabria, visto che sono tante le iniziative che stiamo portando avanti assieme, ma anche novità. Ecco, comunque vuol dire che oltre a quello che stiamo già facendo, stiamo già studiando altri progetti. Insomma, Vinitaly and the City a Sibari è stato davvero un grandissimo successo, invidiato anche da tutti gli altri assessori regionali amici di Gallo, che ci hanno chiesto anche loro in qualche modo di poter fare eventi nelle loro regioni, ma insomma siamo partiti con la Calabria, è stata una scommessa e abbiamo trovato uno staff operativo della regione che ci ha permesso di realizzare al massimo l'evento proprio a Sibari. E dunque quest'anno andremo senza problemi e senza indugio a fare un nuovo evento anche a Reggio Calabria, nel chilometro più bello d'Italia, perché credo che la capacità che abbiamo insieme di raccontare i vini sia davvero un valore aggiunto. Ecco. Insieme stiamo facendo davvero qualcosa di importante, ecco, per non solo la Calabria e Vinitaly, ma proprio per l'eccellenza del Made in Italy che sono i nostri vini. È un sodalizio fra la Calabria e il Veneto, un sodalizio che premia l'Italia. Poco fa una delle dirigenti di Verona Fiere mi ha accolto dicendo: siamo a casa sua o a casa mia? Direi siamo a casa nostra, perché l'Italia è casa nostra e noi stiamo tentando di valorizzare, naturalmente partendo dalla nostra regione, anche un sistema vitivinicolo, ma un sistema agroalimentare, enogastronomico e un sistema di territorio che in questi anni il governo Meloni e il ministro Lollobrigida stanno portando avanti. Verona Fiere con il suo Vinitaly è naturalmente portatrice di un brand internazionale, planetario direi, e il fatto che noi siamo riusciti in Calabria ad avere il Vinitaly and the City Sibari, il Vinitaly and the City quest'anno a Reggio Calabria il Sol presso Catanzaro, significa che c'è credibilità da parte della nostra regione, ma c'è anche attenzione da parte di questo ente che in questi anni ha guardato oltre, è uscito per la prima volta con Vinitaly and the City dalle mura di Verona venendo in Calabria. Io voglio ringraziare il presidente Bricolo perché 2 anni fa non sembrava possibile che tutto questo avvenisse. Lo ringrazio per le belle parole, le buone considerazioni nei confronti della capacità organizzativa e anche della passione che in Calabria abbiamo dimostrato. Vogliamo far crescere il nostro sistema vitivinicolo e il Presidente ha capito benissimo che il trionfo dell'agroalimentare calabrese, dell'enogastronomia e del territorio si è avuto a Sibari e sarà a Reggio Calabria attorno ai nostri vini, quelle 16-18 milioni di bottiglie che in questi anni stanno crescendo in qualità, che cominciano ad avere una riconoscibilità, che cominciano ad avere prezzi adeguati e che fanno parte di un sistema che in questi anni sta crescendo. Abbiamo raddoppiato il nostro export che ha superato il miliardo di euro nel 2025, siamo riusciti ad avere 8 miliardi in più sul nostro PIL in questi anni, in merito del governo Occhiuto, merito un po' anche il sistema agricolo primario, di quello agroalimentare, dell'enogastronomia e del territorio calabrese. Si parte innanzitutto dallo stesso punto di partenza, che è quello di valorizzare la vitivinicoltura italiana. Nel nostro caso abbiniamo a questo momento celebrativo della vitivinicoltura calabrese anche la promozione del nostro territorio, la promozione del nostro agroalimentare calabrese e quindi elementi, momenti come quelli di stasera e nei giorni a seguire sono per noi fondamentali. Faremo conoscere, per chi ancora non l'ha conosciuta, la straordinaria Calabria,
la qualità dei nostri vini e del nostro agroalimentare. Ecco perché abbiniamo sempre momenti di esaltazione anche dell'agroalimentare. Con Verona Fiera oramai è un sodalizio che continua da qualche anno, ci troviamo su più punti e tant'è vero che dal 2024 abbiamo importato Vinitaly and the City a Sibari e quest'anno raddoppieremo 17, 18 e 19 luglio a Sibari, 1 e 2 agosto a Reggio Calabria. Significa che la squadra funziona, il gioco di squadra funziona per un agroalimentare calabrese, italiano sicuramente, ma a noi interessa l'agroalimentare calabrese, che ha dato segni di vitalità sempre, di qualità perenne e quindi merita lo sforzo organizzativo e di promozione. Oltre ai rappresentanti istituzionali della Regione e dell'ARSAC, alla serata calabrese hanno partecipato anche il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il Ministro al Turismo Gianmarco Mazzi. C'è una cooperazione fin dal primo giorno eccezionale per la valorizzazione dei prodotti nazionali ed ovviamente dei prodotti calabresi che in Italia e nel mondo vengono sempre più apprezzati, e grazie alla capacità di raccontarli che è mancata per troppi anni, che oggi invece trova nella regione un punto di riferimento che noi accompagniamo anche sulla candidatura della cucina italiana. Abbiamo lavorato in grande sinergia in ambito nazionale ma soprattutto internazionale in decine e decine di fiere, e poi ovviamente questo gemellaggio tra Sibari e Verona sul Vinitaly è stato vincente. L'evento estivo che si organizza in Calabria per la promozione dei vini calabresi e della cultura del vino è fondamentale anche per raccontare le radici profonde che il vino ha nella nostra tradizione, nella nostra cultura, nella nostra identità. Dentro la bottiglia noi non troviamo solo un alimento, ma cultura, identità, tradizione, lavoro e impresa. C'è veramente un pezzo di Calabria in questa piazza che è conosciuta come Piazza Dante. Ha due nomi questa piazza, Piazza dei Signori, ma in realtà nel gergo è chiamata Piazza Dante perché c'è una grande statua di Dante al centro. E comunque avete creato un pezzo di Calabria a Verona, che bello! Una manifestazione importante, fondamentale per il settore, ma che è legata molto al turismo. Attraverso anche il Vinitaly facciamo conoscere la Calabria, le potenzialità turistiche della Calabria, le bellezze della Calabria. Ecco che il motivo con il Dipartimento Turismo ancora una volta è qui insieme all'assessore Gallo, con il Presidente Chiudo, a continuare a far conoscere la Calabria, continuare a far conoscere quelle che sono le bellezze che fino ad oggi sono state poco conosciute, continuare un racconto bello e positivo della nostra regione, e soprattutto oggi siamo anche contenti e soddisfatti degli ottimi risultati, la presenza di flussi turistici importanti arrivati, che stanno arrivando in Calabria. L'ultima esperienza è avuta anche nel turismo esperienziale, un coinvolgimento importante dei nostri operatori che vogliono partecipare in modo attivo alla costruzione del modello turistico che abbiamo già programmato con il Presidente Occhiuto. Credo che l'enoturismo, se noi lo riusciamo a incentivare, otteniamo diversi risultati. Portiamo i clienti dentro le cantine, quindi favoriamo la vendita diretta, che è una vendita più ricca per le cantine, portiamo i turisti nei territori, perché il vino ha questo valore culturale, che è una leva, diciamo, per portare i turisti a far conoscere dei territori che siano al di fuori dei grandi centri, dove fra l'altro c'è il problema dell'overtourism. Nel cuore della città e sulla scena internazionale si è respirata l'identità di una terra che non si limita più a partecipare, ma che si afferma, cresce e si rinnova pur mantenendo salde le proprie radici. Il vino calabrese sta crescendo. Domani al Premio Betti premieremo una cantina, la cantina Tenuta del Travale, come benemerita della viticoltura calabrese, che ha avuto un riconoscimento importante da parte di Gambero Rosso con i 3 bicchieri, ma soprattutto ha raggiunto un livello di prezzo, 150 euro a bottiglia, che è l'auspicio per il sistema vitivinicolo calabrese, che è una nicchia che sta crescendo e che deve credere più in se stesso e avere orgoglio e consapevolezza, perché una biodiversità incredibile attraverso l'ambizione e la qualità può generare una grande economia. Piazza dei Signori, vestita a festa dai colori e dalle immagini di una Calabria straordinaria grazie alla partnership Regione Calabria Film Commission, Radio 2 e Raicom, è stata invasa fino a notte inoltrata da oltre 3.000 persone che hanno cantato, ballato e celebrato il vino calabrese, accompagnati dalla musica di Emma Stoccolma. Il giorno
dopo la grande festa in Piazza dei Signori, nel quartiere fieristico di Verona, riflettori accesi sulla regione Calabria, che insieme ad Arsac si è presentata con numeri da record. 111 aziende, 104 banchi di assaggio, abbiamo anche il nostro settore mixology, che è il nostro punto di forza con il settore degli amari e degli spiriti, degli amari in particolare, perché possiamo avere l'orgoglio di affermare che la più grande azienda italiana e fra le più importanti al mondo ormai è l'azienda Cafo, che ha sede in Calabria e che ha un piede anche qui in questo stand, naturalmente ha un altro stand in altro padiglione, ma che attraverso tutto questo vuole sorprendere, vuole dire a tutti che questa nostra regione è una regione in crescita, fortemente in crescita. Un mosaico di eccellenze per raccontare un territorio in pieno fermento, pronto a sorprendere ed emozionare. Sono molto riconoscente all'assessore Gallo, alla dottoressa Fulvia Caligiuri, perché stanno organizzando ogni anno un Vinitaly ancora più bello, mostrando le eccellenze del nostro territorio, tanti operatori, tanti giovani operatori che hanno la possibilità di mostrarsi ad un mercato nazionale e internazionale attraverso il Vinitaly. Da qualche tempo stiamo dimostrando di avere anche grandi capacità organizzative, lo stiamo dimostrando a Verona. Ieri abbiamo celebrato la festa della Calabria nel centro di Verona, ma soprattutto perché abbiamo annunciato che anche quest'anno ci sarà il Vinitaly and City, no? A Sibari, a Reggio Calabria. Abbiamo dato prova di grandi capacità organizzative, una Calabria di cui sono orgoglioso ed è una Calabria di cui posso essere orgoglioso perché c'è una grande squadra fatta di grandi assessori come Gallo, ma soprattutto tante piccole aziende e anche aziende grandi, perché oggi hanno qui interi padiglioni, perché hanno fatturati di grandissima importanza a livello nazionale, sono la dimostrazione che anche in Calabria si può fare imprese, anche in Calabria si può fare eccellenza. Lo stand Calabria, esteso su una superficie di oltre 2000 metri quadri, anche quest'anno valorizza il claim "Dove tutto è cominciato", evocando la storia della viticoltura che ha mosso proprio i primi passi nel territorio dell'antica Enotria. Il vino, si può dire, è nato in Calabria grazie agli Enotri e poi i sibariti, gli antichi abitanti di Sibari, la civiltà magno-greca che fu interprete di quel periodo della storia, ha proseguito in questo cammino ed è un orgoglio per la nostra comunità sapere che la Calabria si presenti qui con quello slogan che rimanda a quelle radici e che parla anche di noi, non soltanto in vista dell'appuntamento estivo del Vinitaly che si terrà a Sibari, ma anche come biglietto da visita di questa edizione che lascia ben sperare, visti gli esordi che sono alquanto promettenti. Alla cerimonia di inaugurazione, presentata dal giornalista Rai Massimiliano Ossini, erano presenti i vertici della Regione Calabria, guidati dal presidente Roberto Chiuto. Il vino racconta il territorio. Molte parti dell'Italia sono conosciute in ragione delle loro cantine. E allora il vino è anche un veicolo di marketing territoriale come prodotti enogastronomici, per questo noi stiamo investendo nelle fiere per promuovere queste aziende che raccontano la Calabria e raccontano la Calabria in maniera diversa rispetto a come è stata raccontata per tanto tempo. Viviamo un momento difficile, economico, e vediamo quante persone ci sono qui e soprattutto quanti giovani, ragazze e ragazzi. Questo è un biglietto da visita positivo perché significa che c'è investimento quindi da parte delle nuove generazioni, il fatto di comunque di investire nel proprio territorio. Ovviamente la politica deve fare la sua parte, quindi deve essere al fianco di questi giovani imprenditori in tutti i modi possibili, che possa essere aiutarli con l'esportazione, aiutarli quindi anche agevolandolo magari con le tasse, tutta una serie di cose che possono essere fatte proprio per far sì che i ragazzi, come diceva anche prima il Presidente, non vadano fuori e poi una volta che vanno fuori è difficile riportarli a casa nostra. Nel corso delle giornate la Calabria si è distinta per una significativa partecipazione di pubblico e addetti ai lavori, con un focus sempre più marcato sulle aziende, sulla dimensione produttiva, sulla qualità, i numeri e la varietà dell'offerta. Fare promozione qui significa far conoscere i nostri prodotti, ma far conoscere anche un territorio. Faccio il Vinitaly da tantissimi anni, abbiamo iniziato negli anni 90, è cresciuta molto sia l'azienda sia la manifestazione.
Inizialmente eravamo pochissime aziende, oggi c'è una grande presenza, spero si continui sempre bene in generale perché bisogna fare prodotti di qualità, puntare sui nostri prodotti che siano autoctoni, ma anche cercare il meglio che la nostra terra può dare, indipendentemente dalla tipologia di vitigno. Siamo una piccola azienda vitivinicola della Valle del Savuto, puntiamo tutto sul Greco Nero e sul Mantonico, che sono due vitigni di razza in questa grande famiglia ampelografica della Calabria. Siamo contenti di questa operazione che ha fatto la Regione, finalmente vediamo il nome della Calabria che risuona e che trova il suo spazio che gli è dovuto. Siamo qui al Vinitaly a questa 58esima edizione con grande entusiasmo perché penso che la Regione sta facendo un lavoro, straordinario. Noi aziende dobbiamo approfittare di queste opportunità che ci vengono date, essere presenti, incontrare buyer con cui scopriamo le nuove annate, con cui affermiamo rapporti che servono non solo per noi ma per tutto l'Interland calabrese. Noi abbiamo tutti i vitigni autoctoni, la nostra filosofia è quella di dare spazio soprattutto all'espressione di ogni vitigno, quindi abbiamo un pecorello al 100%, un Magliocco Canino rosato al 100%, un Greco Nero e il Gaglioppo DOC Val di Neto. Crediamo che oggi la Calabria abbia una grande potenzialità nel mondo del vino. Voi vedete già da questo stand, dalla presenza anche delle persone, che la Calabria del vino è cresciuta e questa è una cosa positiva. Pubblico molto selezionato, la Regione Calabria ci ha messo a disposizione questi spazi e sta investendo veramente tante risorse affinché i nostri prodotti siano conosciuti a livello nazionale ed internazionale. Noi di Amaro Rupes puntiamo alla valorizzazione di un territorio ricco di prodotti d'eccellenza, quali per esempio il bergamotto, il finocchietto selvatico, l'alloro, la radice di liquirizia. Siamo molto attenti a raccontare il nostro territorio, che è veramente particolare, ma a raccontare anche il territorio dal punto di vista culturale. L'ultima novità di Amaro Rupes si chiama Nosside, in onore alla poetessa La Saffo d'Occidente, un amaro che racconta veramente della Locride attraverso l'anice stellato, il bergamotto. Siamo in crescita anche come partecipazione a questa manifestazione. Quest'anno abbiamo sforato anche il muro dei 100 partecipanti, l'anno scorso eravamo a 92, ora siamo a 113. Vuol dire che è una manifestazione che attira, perché le aziende sanno che poi il ritorno c'è. Negli ultimi anni soprattutto i giovani, che conoscono molto bene la tecnologia digitale, la diffusione delle informazioni su internet, hanno anche una cultura un po' più mirata, e chi decide di fare questo lavoro sa che lo deve fare con qualità, altrimenti non è competitivo. Quindi ormai puntiamo all'imbottigliamento, anche alla presentazione attraente, attrattiva del prodotto, con un packaging interessante e con tecnologie nuove anche di diffusione. Queste manifestazioni servono molto anche a questo. Le tante realtà presenti tra produttori di vino, spiriti e amari hanno restituito l'immagine di una regione dinamica e proiettata verso il futuro, evidenziando la crescita del settore e la capacità delle imprese calabresi di posizionarsi sui mercati nazionali e internazionali. Vinitaly è la vetrina più importante e il nostro in Calabria sta funzionando molto bene, quindi siamo assolutamente soddisfatti del supporto che ci dà la regione. Noi qui presentiamo come al solito tutta la nostra gamma, partiamo sicuramente con la nostra DOC Ciro e poi promuoviamo tutti i nostri vini calabresi. Abbiamo il GT Calabria, promuoviamo proprio il marchio Calabria anche in etichetta, con tutti gli altri vini, il Critone, il Gravello, i vini conosciuti un po' nel panorama internazionale. Un panorama eroico, quello calabrese, e una capacità di fare vini interessanti che vengono apprezzati. Noi siamo con i nostri vini ormai da sempre, questa è la mia 30ª vendemmia, è stata quell'ultima. Sono 20 anni che vengo al Vinitaly, però devo dire che c'è sempre quell'emozione di presentarti in un posto col tuo vestito migliore, che sono poi i tuoi vini, e cercare di far conoscere attraverso i tuoi vini quella Calabria che tu ami e che ti fa rimanere ancora in Calabria, non ti fa scappare come tante persone.
siamo nel cuore della produzione di vino della Calabria, siamo a Cirò, quindi abbiamo diverse etichette di Cirò che partono dal bianco, rosso, rosato, poi dei blend di Cirò come prevede il disciplinare, con il 10% di vitigni internazionali fino al 20% autoctoni, le nostre riserve e diciamo soprattutto una delle novità di questo Vinitaly, un nostro amaro, un amaro digestivo fatto a base di erbe e di essenze calabresi come la buccia d'agrumi, 100% calabrese, che stiamo presentando ai nostri clienti in questi giorni. Abbiamo in Calabria tantissima qualità, tantissimi prodotti di qualità, mancava il poterlo raccontare agli altri e questa è una grande vetrina per tutti noi e devo dire poi anche dal punto di vista non solo comunicativo la Regione Calabria sta facendo un grande lavoro. Il brand Calabria Straordinaria secondo noi funziona tantissimo anche all'estero. Il lavoro della Regione non si è concentrato solo qui al Vinitaly ma in tante manifestazioni. Tipo ultimo il Concours de Bruxelles che si è svolto proprio a Cirò Marina, ha portato degli operatori del settore e ci sono stati tanti riconoscimenti, in particolare noi abbiamo avuto un riconoscimento meraviglioso che ci ha dato tanta soddisfazione, che è la Gran Medaglia d'Oro sul nostro rosato, solo l'1% hanno avuto questo riconoscimento ed è stato un orgoglio per noi sicuramente come azienda, ma un po' per le aziende anche del Cirotano e della Calabria. Non raccontiamo solo di vino, non raccontiamo solo di territorio, ma raccontiamo anche di persone, perché se non ci fossero persone con la loro straordinaria vitalità, con la loro capacità, con la loro passione, con la loro determinazione, che coltivano le viti, che producono l'uva, che trasformano questi prodotti, noi non avremmo i vini di qualità che abbiamo, non avremmo chi mette del suo, tanto del suo, per impreziosire la straordinaria biodiversità dei nostri territori. E credo che tutte queste storie vadano raccontate perché sono storie di resilienza, ma anche storie di restanza, ma sono anche storie di proiezione in alto di una regione che finora è stata troppo sottovalutata e che ha ormai dismesso ufficialmente i panni di Ultima. Accanto alla Regione è determinante il lavoro di ARSAC nel coordinamento e nel supporto delle aziende, con un'attività strutturata che ha coinvolto tecnici, agronomi e professionisti del settore. Noi lavoriamo col coordinamento dell'assessore, del direttore generale Caligiuri, quindi è una programmazione molto ampia sulle attività della promozione calabrese. Già il fatto che rispetto all'anno scorso abbiamo avuto un incremento di aziende la dice lunga sul progetto che noi stiamo portando avanti, quindi chiaramente se ci sono aziende c'è un particolare interesse. Questo è un trampolino di lancio per gli eventi calabresi, ma è un trampolino di lancio per tutto l'agroalimentare della nostra regione. Già stiamo lavorando su eventi altrettanto importanti, chiaramente quelli che curiamo in casa, il primo sarà il Merano Wine Festival, per poi andare sul Vinitaly in the City di Sibari, ma anche di Reggio Calabria. Tutta la Calabria è attenzionata in modo positivo per il valore delle produzioni, per le attività importanti che facciamo sull'agroalimentare. L'impegno di ARSAC è stato confermato anche dal prestigioso riconoscimento assegnato da Forbes al direttore generale Fulvia Caligiuri per il lavoro e l'impegno nella valorizzazione del sistema vitivinicolo calabrese. Il premio mi ha riempito d'orgoglio perché non succede spesso che per il lavoro svolto venga riconosciuta l'attività e ho voluto condividere questo premio con la squadra che ha permesso, che ha reso possibile l'avverarsi di questi eventi, perché non sarebbe stato assolutamente possibile realizzare il primo Vinitaly a Sibari nel 2024, il secondo Vinitaly a Sibari nel 2025, il primo Merano Wine Festival l'anno scorso e poi tutte le altre edizioni che verranno quest'anno, se non fosse stato per questo lavoro di squadra che per me è stato fondamentale. Quindi il ringraziamento va a chi ha reso possibile questo, sicuramente il Presidente Occhiuto, l'assessore Gallo, il Dipartimento di Agricoltura, tutti i ragazzi di ARSAC che lavorano veramente senza sosta, continuativamente, e tutti gli altri enti che ci hanno dato una grande mano nell'accoglienza dei vari comuni dove andiamo a fare questi eventi, appunto Cassano o il Parco Archeologico, tanto per fare degli esempi. Ecco, questo significa dare il massimo, però sentirsene poco, perché vediamo gli imprenditori, i produttori contenti e soddisfatti.
La vetrina del Vinitaly è stata anche l'occasione per presentare l'appuntamento del Vinitaly and the City in Calabria, che quest'anno raddoppia. Dal 17 al 19 luglio sarà a Sibari per una terza edizione ampliata e ricca di novità nella terra dell'antica Enotria, e l'1 e 2 agosto in una nuova e inedita tappa sul chilometro più bello d'Italia, il lungomare di Reggio Calabria. Due eventi importanti, due sfide. Una quella di Sibari, che oramai è una certezza per noi calabresi, per gli imprenditori del settore e per l'assessore Gallo. La sfida più importante ce l'abbiamo quest'estate, l'1 e 2 agosto, sul chilometro più bello d'Italia, che è Reggio Calabria, nel pieno del turismo. Non è facile perché è una logistica molto complicata sul lungomare, ma noi siamo pronti, perché noi calabresi negli ultimi anni stiamo raccontando una Calabria differente, stiamo raccontando la bellezza del nostro territorio grazie al presidente Roberto Occhiuto. Dunque siamo pronti anche a raccontare la bellezza del Vinitaly a Reggio Calabria. Vinitaly and the City torna a Sibari, dove tutto è cominciato sostanzialmente. Certo, quest'anno abbiamo avuto dei problemi, certo il Crati ci ha fatto penare, però noi non amiamo lamentarci, abbiamo reagito alla grande, la regione è stata pronta, il consorzio di bonifica è stato pronto, il comune di Cassano allo Ionio e il comune di Corigliano Rossano sono stati pronti, c'è stata una reazione, gran parte dei danni sono stati riparati, si stanno ristorando i danni, la nostra comunità ha sofferto, siamo pronti a rialzarci, ce la faremo. Per la Sibaritide, che ha da poco attraversato un momento difficile per l'esondazione del fiume Crati, Vinitaly and the City assume un valore ancora più simbolico e concreto, la capacità di sapersi rialzare. È il paradigma, la storia del nostro lavoro in Calabria. Mentre affrontiamo tante emergenze, ultimamente ne abbiamo affrontato tante per i cicloni, mentre affrontiamo tanti problemi abbiamo però l'obbligo di ragionare sulle prospettive, di raccontare una regione che ha futuro, di non stare solo piegati sui problemi e sulle tragedie che pure però debbono essere affrontate con grande determinazione. La nostra storia ci insegna che i calabresi sono abituati a soffrire e per questo sono assai resilienti, e lo è anche la nostra terra, una terra nobile, fertile, che ha potenzialità che nessuno offre, penso ad esempio alla straordinaria biodiversità, e tutto questo naturalmente serve per noi a raccontare una Calabria che sta crescendo, perché questa azione di promozione è un'azione sì massacrante, è un'azione di grande impegno, è un'azione che ci costringe a non passare mai un fine settimana a casa, ma è anche un'azione che sta dando risultati, perché poi contano i numeri. Dal 2021 al 2025 il nostro export è raddoppiato, erano 465 milioni di export nel 2021, sono 1 miliardo e 31 milioni nel 2025. Il PIL della nostra regione ammontava a 31 miliardi nel 2021, ammonta a 39 miliardi a fine 2025. E i settori agricolo primario, agroalimentare ed enogastronomico stanno guidando questo riscatto e questa crescita con una percentuale a doppia cifra negli ultimi 14 trimestri. Ecco perché bisogna insistere, perché questa Calabria non si è mai saputa raccontare, sta anche crescendo nella capacità di produrre, sta crescendo nell'ambizione della qualità, nella produzione primaria, nella trasformazione, perché molti hanno capito che questo può essere uno straordinario veicolo per avere un pezzo di futuro. Vinitaly and the City rappresenta per la Calabria una vetrina di grande prestigio. Non è soltanto una manifestazione enologica, è un evento che ha una portata turistica e mediatica internazionale. Noi stiamo dimostrando, lavorando, un lavoro di squadra, di grande sinergia, che stiamo ottenendo risultati importanti che poi portano benefici in Calabria e calabresi in tutti i settori. La dimostrazione che il Vinitaly, che è un evento in capo all'assessore dell'agricoltura, ma che è partecipato dallo sviluppo economico, dal lavoro, dal turismo in modo particolare. Proprio su questo stiamo lavorando in sinergia con i vari colleghi appunto per creare momenti positivi per la nostra regione. Oggi sul turismo in modo particolare stiamo raccogliendo risultati importanti perché il Presidente Occhiuto ha iniziato un percorso diverso rispetto al passato, che è quello di raccontare una Calabria bella, una Calabria positiva, una Calabria con siti archeologici bellissimi, siti naturalistici, a parlare in modo positivo del nostro mare che ha delle acque eccellenti. Quando abbiamo invertito questo modo di fare, quindi di raccontare le cose belle della Calabria, e abbiamo investito poi sugli aeroporti, abbiamo creato le condizioni per mettere la Calabria al centro del mondo, quindi avvicinare la Calabria all'Europa e al mondo e all'Italia,
Oggi raccogliamo risultati con flussi turistici importanti, abbiamo visto quello che sta accadendo nei nostri aeroporti dove sono aumentati in modo esponenziale la presenza di turisti italiani e stranieri. Questo è positivo per chi opera in politica, che raggiunge un risultato, raggiunge un obiettivo ed è soddisfatto di quello che fa, ma soprattutto per i nostri imprenditori che raccolgono i risultati in un comparto come il turismo, come l'enogastronomia e tanti altri settori. Dal palcoscenico privilegiato della Fiera di Verona è stato presentato anche un altro evento di rilievo, il Merano Wine Festival, che il 5, 6 e 7 giugno sarà a Cirò, Ciromarina e Melissa. La cosa grande che abbiamo noi rispetto a tanti altri paesi è la biodiversità. E abbiamo vitigni veramente notevoli, vitigni importanti e qui possiamo differenziarci, per cui secondo me abbiamo un grande potenziale. La Calabria per me rappresenta oggi il punto di riferimento del futuro. Perché? Perché senza fare riferimento a regioni, ma vediamo vini che ormai sono posizionati sul mercato da decenni o anche da tanti anni, ma che magari sono classici vini anche pesanti, anche che magari non riescono ad esprimere quello che oggi è la territorialità, perché non è solo il fatto di leggere su un'etichetta che è un vino della certa regione, ma devi sentire questo sapore, aroma, storia, tradizione, cultura, devi sentire proprio il cuore. Il vino della Calabria è qualcosa di unico, dove tutto è iniziato. La Calabria ha avuto un riferimento storico importante perché quando la Grecia ha conquistato queste regioni che poi hanno formato la Magna Grecia, queste 5 regioni con la Calabria, la Puglia, la Basilicata, la Sicilia e la Campania, la Calabria è diventato un punto di riferimento importante e lì il vino ha avuto il suo fulcro. E da lì il vino poi, come lo vediamo oggi, faccio il riferimento al Sangiovese, è stato dato dimostrazione che ha fatto il passaggio dalla Calabria. Adesso tutto ritorna indietro. Quello che oggi la Calabria ha è il valore per il futuro. Eventi importanti di respiro internazionale che costituiscono un modello vincente che punta su enoturismo, destagionalizzazione e turismo lento ed esperienziale, sostenuto anche da una partecipazione giovanile in aumento, a conferma di un percorso di consolidamento e crescita del territorio. Oggi stiamo vivendo un momento importante, un momento positivo. Stiamo cercando di trasformare questo momento positivo anche in occupazione reale per i nostri giovani. Lo facciamo, come dicevo prima, mettendo a disposizione risorse importanti. Io sono anche assessore al lavoro come Dipartimento Lavoro per gli imprenditori calabresi, per assumere i giovani calabresi, per formare i giovani calabresi, per trattenerli in Calabria. Hanno bisogno di essere pagati nel modo corretto e nel modo giusto. Quindi ecco perché noi lavoriamo in sinergia con gli imprenditori. Poi ritengo oggi piano piano le cose in Calabria stanno passando, però non dimentichiamoci da dove siamo partiti. Si parlava di una regione brutta, una regione negativa, si parlava solo di cose negative, si parlava solo di bruttezze e non era così. Abbiamo dimostrato in poco tempo che la Calabria è qualcosa di bello, qualcosa di positivo e piano piano tanti calabresi stanno ritrovando l'orgoglio di essere calabresi, un sentimento di appartenenza alla propria regione e tanti giovani stanno rimanendo in Calabria e stanno investendo in Calabria. Lo dicevo prima del Presidente Occhiuto. Abbiamo investito importanti risorse nell'ultima giunta per il reddito di merito, che è un obiettivo, l'abbiamo lanciato in campagna elettorale, vogliamo premiare i calabresi che hanno una certa media all'università con un incentivo per studiare in Calabria, per rimanere in Calabria, fare in modo che i cervelli calabresi rimangano in Calabria e possono costruire nella propria regione il proprio futuro. Tra le personalità politiche di spicco, anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha fatto tappa tra gli stand espositivi, confermando l'attenzione nazionale verso lo sviluppo del sistema agroalimentare calabrese. Ci incontriamo sempre in ogni occasione, peraltro quest'anno ho aperto il mio Vinitali proprio allo stand della Calabria in the City, dove la capacità dell'assessore Gallo di creare entusiasmo intorno alla promozione ha creato un modello di eccellenza. Questa mattina mi sono svegliato, raccontavo all'assessore con il presidente Occhiuto che era sul palco e raccontava i 2 grandi eventi che si svolgeranno a Sibari e Reggio Calabria, che in relazione proprio con il Vinitali promuoveranno i vini calabresi ai turisti, alle migliaia di turisti che vengono a godere delle bellezze calabresi, ma anche ovviamente dei prodotti. Io voglio ringraziare il ministro Lollobrigida per questa presenza qui al nostro stand, che dopo la presenza sabato sera a Vinitali in the City ci onora ancora una volta per l'attenzione e anche per le buone considerazioni nei nostri confronti. Vorrei però anche da parte mia fare i complimenti al signor Ministro, perché in questi anni noi abbiamo avuto un Ministro dell'Agricoltura che ha puntato fortemente sugli investimenti,
miliardi e miliardi di euro sulla filiera agroalimentare, come mai in passato c'era stato. Un'attenzione verso le singole aziende come mai in passato c'era stata e verso i singoli comparti, e poi un'azione di promozione sul Made in Italy che ha portato risultati straordinari insieme a Dice naturalmente, insieme al ministro Tajani, ma che ha portato da 63 miliardi a 73 miliardi di euro l'export dell'agroalimentare. Sono numeri, e io voglio ringraziare questo grande ministro che peraltro ho apprezzato in tante circostanze per l'umiltà, la serietà, l'educazione e la disponibilità. E la verità, e va detta sempre la verità. Show cooking e degustazioni guidate hanno creato un dialogo costante tra vino e gastronomia, un racconto che ha valorizzato non solo le produzioni ma anche le tradizioni e le eccellenze culinarie del territorio, offrendo ai visitatori un'esperienza completa e coinvolgente. La Calabria, io dico sempre, è un terreno vergine, no? La gente ancora non sa che noi abbiamo produzioni, per dirti uno, di bergamotto, di liquirizia, diciamo di prodotti che la gente non sa, quindi il nostro compito è quello proprio di valorizzarli, di portarli in palcoscenici importanti tipo il Vinitaly per valorizzarli, non necessariamente solo in chiave calabrese, ma usare i prodotti calabresi a livello globale. Abbiamo fatto degustare un antipasto simpatico, quindi la gruppariata, che è una focaccia nostra tipica, tra l'altro la prima volta che la facevo era buonissima, poi abbiamo fatto un burro all'anduia con limone di Rocco Imperiale che era buonissimo, e poi avevamo una soppressata straordinaria del pollino, e poi abbiamo fatto un risotto al pecorino di Crotone con il riso della Piana di Sibari, con delle polpettine all'agrodolce per rimanere in Calabria. A testimoniare il rilievo nazionale della presenza calabrese al Vinitaly di Verona è stata, nel corso delle giornate, la presenza dei ministri Adolfo Urso, Alessandro Giuli e del vice premier Matteo Salvini. La forza vera del Made in Italy è la diversificazione produttiva. Noi abbiamo un sistema che produce punte di eccellenza in ogni campo. Siamo il paese che manifesta la migliore diversificazione produttiva, e quando un paese ha una diversificazione produttiva è meglio resilienti alle crisi. Nel contempo, oltre ad avere la migliore diversificazione produttiva, abbiamo anche la migliore diversificazione di mercati, cioè siamo presenti in più mercati contemporaneamente, e quindi se un mercato si chiude noi siamo pronti ad andare o a prevalere in un mercato che si apre. Questa particolarità del sistema Italia, che è dovuto anche alle oltre 5 milioni di imprese, piccole, medie, micro, artigianali, distribuite nel territorio, questa diversificazione produttiva e questa diversificazione di mercati ha creato un sistema paese che è più resiliente nei momenti di crisi. Parlavamo poc'anzi degli enotri e quindi di quello che è il cuore del primato del territorio che qui vediamo rappresentato. Vengo dallo stand della Basilicata, dove ho raccontato l'importanza del passaggio lungo il Parco del Pollino per arrivare in Calabria, parlare di Italo, parlare di una biodiversità naturale che è biodiversità culturale e che nella Calabria ha un insediamento d'eccezione. Nei calabresi un popolo meraviglioso, nel vino della Calabria una certezza, e nei progetti dei giovani della Calabria una grande promessa per la Calabria ma per tutta l'Italia. Con il governatore stiamo appunto adesso parlando della necessità di ascoltare i giovani del territorio, che con molta lungimiranza il Presidente Occhiuto sta coinvolgendo in vari progetti culturali che vanno dal mondo antico fino al contemporaneo, perché voi sapete che nulla è più contemporaneo dell'antico e nulla viene rappresentato meglio come condensato della storia d'Italia dalla Calabria. Da Ministro delle Infrastrutture sono orgoglioso oggi, oltre che venire a portare il ringraziamento, di avere oggi 22 miliardi di cantieri aperti, di opere pubbliche. La statale 106, dopo anni di chiacchiere promesse agli operai, oggi al lavoro, la A2, gli aeroporti sia di Reggio che di Lamezia, e poi in tanti, stamattina ho cominciato col padiglione Sicilia e chiudo col padiglione Calabria, mi chiedono: partono i lavori del ponte? Noi siamo pronti, ci sto lavorando da quasi 4 anni, l'impresa è pronta, gli operai sono pronti, il progetto è qualcosa che tutto il mondo ha costruito e ci invidierebbe. Spero che nessuno si metta di mezzo e che il 2026 sia finalmente l'anno del lavoro, perché il ponte vuol dire lavoro, velocità, tutela dell'ambiente, ricchezza, turismo, innovazione, giovani, ce la metto tutta.
Il Vinitaly 2026 ha confermato una Calabria sempre più attiva nel fare rete, che ha saputo trasformare la vetrina veronese in un'occasione concreta di confronto tra imprese, istituzioni e territori. Al centro un nuovo modo di raccontarsi, valorizzare eccellenze e punti di forza, ma soprattutto presentarsi in maniera unitaria, con una visione condivisa e sempre più riconoscibile. Questa regione racconta meraviglie da sempre. Se le più importanti civiltà del Mediterraneo, quella greca, ma quella fenicia ancora prima, hanno attraversato con i rischi di allora, non con le imbarcazioni di oggi, il Mediterraneo per approdare in Calabria. Un motivo ci doveva essere, non è successo solo per caso, magari qualcuno è naufragato, sì, il mito mi piace dire che Enea ha attraccato da quelle parti o che Ulisse è passato più volte davanti alla costa della Calabria, però a me piace dire che le popolazioni che sceglievano quella terra per coltivare la vite, l'ulivo, per allevare le podoliche, lo abbiano fatto con coscienza, perché avevano capito che lì c'erano delle virtù migliori, superiori rispetto alla loro terra d'origine. È una ricchezza che ci è stata lasciata, oggi noi ce l'abbiamo e spesso e volentieri o ce la dimentichiamo o addirittura peggio la maltrattiamo. Cambiamo il paradigma, facciamo un racconto di virtù, tiriamo fuori con un po' di studio naturalmente tutte quelle eccellenze che ci sono e non diciamo abbiamo scoperto, ma semmai abbiamo raccontato ancora una volta, forse meglio, tutti quei valori e tutte quelle ricchezze di cui siamo numi tutelari. Tra gli appuntamenti più significativi, nel corso di un incontro moderato da Peppone Calabrese, giornalista di Linea Verde, è stato presentato il brand Pollino, il marchio nato per la valorizzazione dei prodotti del sistema territoriale del Pollino, frutto della collaborazione tra Regione Calabria e Regione Basilicata. Un'idea nata lo scorso luglio durante Vinitaly and the City a Sibari è diventata un progetto concreto. Un Vinitaly dalle tante sfaccettature, un Vinitaly che è una straordinaria occasione di visibilità per il nostro settore vitivinicolo, ma anche un Vinitaly che a noi è servito in questi giorni per lanciare messaggi importanti. Penso ad esempio a questo brand Pollino che abbiamo creato insieme all'assessore regionale della Regione Basilicata, insieme al Parco Nazionale del Pollino, insieme agli amici di Catasta, per fare in modo che i prodotti di quell'area, in particolare i vini innanzitutto, abbiano un marchio ombrello che possa costituire un marchio di grande qualità, riferendo il tutto ad un territorio dalle mille potenzialità, come l'area del Pollino, che costituisce un parco nazionale che si affaccia su 2 regioni, il più grande parco nazionale del paese, il secondo parco nazionale d'Europa. Ecco, io penso che tutto questo vada rilanciato, perché peraltro da quell'area, per la sua straordinaria biodiversità, sono tantissimi prodotti identitari che potranno trovare tutela attraverso questo marchio importante. Le istituzioni in questo momento, come avete visto, dialogano non solo a livello interregionale, ma stanno anche dialogando in maniera costruttiva con il Ministero, con le istituzioni nazionali, col Governo nazionale. Questo fa la differenza, e non soltanto a livello di Governo nazionale, ma anche a livello europeo. C'è la presenza di regioni che, pensate, per regioni più marginali perché sono del sud, piccole regioni, oggi invece alla ribalta. Perché? Perché c'è quella sana voglia di dimostrare, quella sana voglia di uscire fuori da alcuni stereotipi, chiamiamoli così, ed è tutta qui la vera novità. Come Ministero promuoviamo questa tipologia di iniziative, l'assessore Gallo veramente credo si debba riconoscere che ha dato una marcia diversa, no? Anche nell'immagine della Regione Calabria che viene presentata sia a livello nazionale che a livello internazionale. Credo che la Regione Calabria riesca oggi a presentare i propri prodotti, le proprie eccellenze, il legame con il proprio territorio in modo straordinario, e credo che di questo vada oggettivamente dato il merito all'assessore Gallo, che ha veramente cambiato il modo di raccontare una terra straordinaria. Quindi queste iniziative, che peraltro riescono a creare sinergia nel nostro settore, sono fondamentali.
L'edizione 2026 del Vinitaly di Verona è stata una grande festa del vino, ma soprattutto una festa della Calabria, che ancora una volta è riuscita a stupire e meravigliare i mercati internazionali. Siamo quasi alla fine di questa edizione, che credo sia un'edizione importante per la Calabria, un'edizione di consolidamento. Al di là di quanto fatto nel centro di Verona con Vinitaly in the City, dove tutti hanno parlato obiettivamente di noi, non solo dei nostri vini, ma della nostra regione, della nostra Calabria straordinaria. Abbiamo consolidato il nostro stand, abbiamo ampliato gli spazi, lo abbiamo reso più bello, abbiamo 111 aziende, comprese le aziende del settore della mixology, sia amari che spiriti, ma non solo questo. Io credo che quest'anno ci sia un consolidamento immateriale in termini di considerazione. Finora 4 ministri sono venuti nel nostro stand, naturalmente particolarmente il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro del Turismo, ma anche il Ministro della Cultura e il Ministro del Made in Italy, tutti i ministri che hanno a che fare col settore agricolo primario e quello agroalimentare. E poi i player del settore agricolo a livello nazionale, i maggiori rappresentanti delle organizzazioni professionali, giornalisti di settore, non solo, punti di riferimento anche della televisione di Stato, che ci danno atto degli sforzi compiuti in questi anni e della crescita del settore vitimicolo calabrese, ma di tutto il settore enogastronomico. Il Vinitaly è stato anche un momento di bilanci che ha confermato la crescita del sistema Calabria e la sua capacità di presentarsi con numeri importanti e una proposta sempre più strutturata ed efficiente. Un percorso sostenuto da visione e determinazione, proiettato verso un futuro sempre più solido, competitivo e capace di affermare la Calabria tra i protagonisti assoluti del panorama nazionale e internazionale. Io credo che in questi anni abbiamo riposizionato i nostri vini. Abbiamo convinto i nostri produttori che l'ambizione della qualità sia fondamentale, abbiamo trasmesso orgoglio e consapevolezza, abbiamo fatto sì che i nostri vini non subissero la crisi che vive il sistema vitivinicolo a livello nazionale ed internazionale. Ora bisogna riposizionare i nostri vini più in alto, perché bisogna imparare ancora di più a farli bene, ancora di più di quanto non sia stato fatto in questi anni, e impreziosire sempre di più la straordinaria biodiversità di questi vitigni identitari che abbiamo solo noi e che non allignano altrove. E tutto questo naturalmente va fatto attraverso un grande impegno, perché il mio obiettivo è quello di far sì che i nostri vini diventino vini di pregio, di qualità, con prezzi sempre molto più alti, perché tutto questo naturalmente è un pezzo di futuro anche per tanti giovani, un pezzo di economia per la nostra regione.